Non c'è successo nel cuore di chi lotta, è una modifica a un detto. Un gruppo di folli che cerca di realizzare i propri sogni, trasformare attività artistiche in valore. Intanto me l'ha presentato mio figlio, partiamo da qui. Incredibile questa Il cosa. progetto si chiama Atom. Parliamo di numeri. Intanto i due Marco età Io sotto i 30, lui sopra i 30, ma di poco. 6 persone collaborano. Circa 25 persone. Lavoriamo tantissimo sul mondo del digitale, adesso stiamo cercando di dare vita al prodotto fisico. Anche se tutto il mondo va sempre più verso il digitale, in realtà il ritorno del punto digitale è ritornare a qualcosa di materiale. E voi aggregate più o meno un numero di influencer. Andare tutti gli utenti singoli siamo sopra i 40 milioni, ora gestiamo le persone in generale. Fate management di influencer. esattamente. Quanti ne gestite? Siamo sostanzialmente un personal. Quello che facciamo è seguire la persona in tutte le sue attività e tante volte anche extra quelle che sono la gestione dei contratti. Anche del comprarsi la prima casa, del seguire proprio tutto. Seguiamo meno di 20 persone, seguire più persone serve un team veramente più grande e non vogliamo essere un classico management che segue 200 persone ma non riesce a dare il loro risultato. Dal punto di vista di un trentenne, l'analogia. C'è una paura attualmente in giro legata all'evoluzione che c'è, ma in realtà la creatività si basa sull'adattare il mondo intorno a noi rispetto a quelli che sono i mezzi che abbiamo a disposizione. Abbiamo la possibilità di fare tanto, la tecnologia sta riducendo quelli che sono i processi ripetitivi, dandoci la possibilità di concentrarci su dei nuovi risultati.